Buonasera, ben ritrovati amici dell'atletica. 1540 atleti di 48 nazioni hanno dato vita la scorsa settimana ai campionati europei di atletica a Monaco di Baviera. Tra questi 2 atlete della nostra regione, Elisa Di Lazzaro e Nicla Mosetti, triestine schierate entrambe sui 100 ostacoli e cresciute nella pentatletica a Trieste. La Di Lazzaro, che difende i colori dei Carabinieri, ha vinto bene la terza batteria in 13 e 11. È uscita invece Nicla Mosetti, bracco atletica, alla quale è stato fatale il 7° ostacolo, e non è bastato il 6° posto con 13 e 49 per approdare nella semifinale. Semifinale dove Elisa Di Lazzaro, che si allena in Spagna, realizza ancora 13 e 11 ed esce di scena con un 5° posto senza particolari sbavature nella sua prova, ma lontano 24 centesimi dal tempo utile per il ripescaggio. La grande festa di sport e amicizia tra i popoli si è consumata con la disputa della 59esima edizione della staffetta Tre Rifugi di Collina di Forni a Voltri, con la presenza di 90 squadre al via, incitate da un folto pubblico e altre centinaia di appassionati e turisti disseminati lungo i 13 chilometri del percorso. US Collina schierata in forze, a quanto una comunità orgogliosa della sua creatura, una speaker competente come Francesca Spangaro e una animazione doc affidata a Radio Studio Nord con DJ illuminati come Michele Patatti e Pietro Berti. Hanno fatto il resto in una mattinata indimenticabile conclusa con il pasta party e premiazioni sotto il tendone della sagra di Collina. Scorre la storia della Tre Rifugi nei volti dei partecipanti. C'è Pier Mario Flora, un mito che resiste al tempo. C'è Tadej Piuk, campione ritrovato che torna sulla scena. Gli intramontabili Roberto Sbrizzai e Remo Neukom. Mancano, ed è una novità, i Gerin. Giampaolo e Federico non ci sono, ma è soltanto un caso. Nel contempo ci sono campioni che si cimentano in una gara di cui hanno tanto sentito parlare da rimanerne irresistibilmente attratti. Matteo Spanu è uno di questi. Campione italiano assoluto 2019 dei 1500, è salito al Lamberteghi Romanin in 42-21 per un dignitoso 32esimo posto finale con i compagni Matteo Sabadini e Stefano Bortoluzzi a rappresentare i colori del gruppo Sportiamo Atletica Malignani. A vincere questa edizione sono stati i team sloveni che si sono affermati per la prima volta al maschile con Timotej Bekan, Jost Lapaine e Matis Plaznik in 1 ora 16 e 17, davanti alla Gran Bretagna Chris Richard, Dan Howard e Ted Mason in 1 ora 17 e 5 e alla Slovenia B Miran Kvet, Marko Tratnik e Gasper Bregan in 1 ora 18 e 9. Una gemona atletica in versione sperimentale più per necessità che per virtù è giunta quarta in 1 ora 18 e 40. Senza Andrea Fadi infortunato, rimpiazzato bene dalla new entry Marco Rossetto, con Giulio Simoniti in salita e Tiziano Moia nella traversata, è stata comunque la prima delle squadre italiane e che non è poco visto il livello delle altre compagini. Quinta piazza per l'Aldo Moro Paluzza in 1 ora 19 e 42 con Michele Sulli, Tadej Biuk e Nicolò Francescatto. L'atletica Dolce Nord-Est di Nimici è classificata 8ª, ma non era quello l'obiettivo di Stefano Chiabai. È costata cara l'assenza dell'ultima ora del bellunese Luca Cagnati, che è stato sostituito in salita da Sami Kipjetic Meli, ma con esiti ben diversi da quelli che avrebbe potuto ottenere l'atleta di Agordo. In campo femminile le ragazze di Edwin Kosovelli hanno confermato il primo posto del 2021 con Lucia Kritzkot, Petra Tratnik e Anna Ufer in 1 ora 30 e 42. Come nel settore maschile, seconda posizione per la Gran Bretagna in 1 ora 31 e 44 con Yoli Page, Antonia Fan e Hannah Passel. Resta aggrappata al podio l'Aldo Moro Paluzza che conquista il bronzo in 1 ora 41 e 34 grazie a un terzetto di atlete affidabili, Caterina Bellina e Rosy Martin, e intramontabile classe Paola Romanin. È una consolazione per Andrea Di Centa e il suo team in questi anni di transizione che non sono certo abituali per una società nata per vincere e talvolta dominare. Sentiamo Anna Ufer al microfono di Francesca Spangaro e a seguire Paola Romanin. This is a great emotion for this flag because it's the second time today we see this flag, twice Slovenia, and this is a big joy.
Yeah, I still cannot believe what happened, but I had an easy job because I was first at the top, so I just needed to make sure that no one will pass. So for me, all the applause, it's not for me, it's for my two other teammates, so they did a really great job. Condivido ovviamente l'applauso con le sue compagne di squadra, dice per me è stato un gioco facile, ho ricevuto il testimone per prima, ho tagliato il traguardo, it's not only you but it's also Timothy, Jost and Matic, this first time for Slovenia. Yeah, I'm so happy for them. They were the second cottage, they were like, oh, what happened? Like, we are so happy, and of course we come here every year, so it's like a second home this race for us, and we always at the beginning of the year Staffetta tra Rifugi, third week in August is for us. So. Eccoci qua anche quest'anno a questa gara che ogni anno dico non la faccio più e invece sono sempre qui. Oggi è andata proprio bene, siamo arrivate terze. Io, la Rosy Martin e la bellina Caterina che ha fatto la salita, siamo state brave perché quelle davanti sono di un livello extra e questo terzo posto lo volevo dedicare alla Alice Cescutti che fino a ieri doveva essere lei a fare la salita con noi, ma purtroppo è a casa con 39 di febbre e quindi oggi abbiamo corso per lei e questo terzo posto è suo. I migliori tempi di frazione sono stati realizzati da Chris Richard, Gran Bretagna 31,13 e Lucia Krichkok, Slovenia 37,45 nella prima frazione collina, rifugio Lambertenghi Romanin. Da Jos Lapaine, Slovenia 26,52 e Antonia Fan, Gran Bretagna 33,28 dal rifugio Lambertenghi Romanin al rifugio Marinelli. E da Lengen Lokuraru, Dolce Nord-Est 16,2 e Anna Russell, Gran Bretagna 18,43 dal rifugio Marinelli a Collina. Una testimonial solare come la pluricampionessa di spada Mara Navarria ha onorato con la sua presenza e disponibilità la puntata 59 della Tre Rifugi, che va in archivio aggiungendo un'altra indimenticabile pagina al libro della sua storia. Il presidente dell'US Collina ha già un pensiero rivolto al 2023. L'edizione numero 60, anniversario di Diamante, come dirà Caneva, dovrà essere celebrata in modo adeguato. Sentiamo quello che ci hanno detto. Siamo all'arrivi della staffetta Tre Rifugi, dove io sono onorata di essere la testimonial. Dalla scherma alla corsa c'è una bella differenza, però è stato davvero emozionante sia vedere la partenza ma soprattutto l'arrivo. Io non oso immaginare cosa possa essere stato il cambio dopo il Tolazzi, la salita. Ho visto un pezzettino e veramente gli atleti spingevano a una velocità inimmaginabile. Io sono di casa per quanto riguarda il Coglians, la montagna dei Friulani, dove io vivevo da ragazza e tuttora quando posso delle belle passeggiate, però sicuramente con un altro passo. Io al Marinelli arrivo con calma, faccio le mie soste e al volaio faccio sempre un sacco di foto perché questa è la mia passione, quindi emozionante per me, ma vedere loro con questa competizione mi ha fatto venire un po' voglia di competizione e di magari allungare un po' anche il mio passo in montagna. Da Carlina a Collina c'è un po' di strada, ma veramente merita. Poi oggi è stata una bellissima giornata che fa da contorno a questa bellissima manifestazione. Alla prossima, grazie. È con estrema commozione che faccio il mio primo messaggio da presidente dell'Unione Sportiva Collina alla staffetta Tre Rifugi. Oggi per me è una giornata importante in questo splendido contesto, in questo contesto di pace e amicizia tra i popoli, confermato dal fatto che sulle prime 6 squadre qualificate maschile e femminile 5 vengono dall'estero. Purtroppo mancherebbero anche le squadre austriache che sono state purtroppo flagellate dal Covid, ma questo non spegne il clima di amicizia che si respira qui a Collina tra tutti i concorrenti, primi e ultimi arrivati. Ringrazio tutti quelli che hanno reso tutto questo possibile, le autorità, il corpo dei carabinieri, la polizia locale, il soccorso alpino e tutti quelli altri che non vorrei dimenticare, ma li ho ben stretti nel mio cuore, e soprattutto i miei validissimi collaboratori e soprattutto l'ex presidente Ottavio Tocco, di cui ho preso il testimone. Ci vediamo il prossimo anno per la 60ª edizione e finalmente il diamante della Tre Rifugi.
L'associazione Caneva, in collaborazione con la SD Piani di Vas, ha organizzato a Caneva di Tolmezzo la seconda edizione della staffetta a squadre di 2 elementi Corinta-Cianive. 43 squadre hanno onorato la competizione, soddisfatti del percorso di 4,6 km e dell'organizzazione. Hanno vinto i portacolori del Piani di Vas, Igor Patatti e Luca Bonanni in 32,52, che hanno preceduto Iari Boezio e Marco Rossetto, secondi in 33,40. Terzo gradino del podio per la carne atletica in 34,57 con Alex Cimenti e Alex Timeus. In campo femminile successo dell'Aldo Moro Paluzza con Elisa Gortan e Marta Pugnetti, e nelle miste altra vittoria dell'Aldo Moro con Olivier Deschamps e Veronica Gortan. I migliori tempi del giro sono stati realizzati da Igor Patatti, 15,47, e in campo femminile da Marta Pugnetti, 17,25. E con la fine di agosto riparte l'atletica regionale su pista e pedane. Sabato, con l'organizzazione della Libertas San Vitese d'Urigon, si rinnova per la 36esima volta l'appuntamento con il meeting Luciano Piazza di San Vito al Tagliamento. La manifestazione sarà valida anche come prova di atletica giovani e a tenere banco le gare a invito con la staffetta 4% per le rappresentative ragazzi e ragazze e cadette di Udine e Pordenone. Nelle gare assolute dai 100 agli 800 metri sono stati fissati dei minimi di partecipazione che per le donne sono 14 secondi sui 100 e 2,40 sugli 800, e per gli uomini 12,60 sui 100 e 2,10 negli 800 metri. Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 21 di mercoledì 24 agosto. Ritrovo alle 15 al Polisportivo Comunale, inizio gare alle 16 con le gare di alto ragazzi e lungo ragazze e disco cadette e 100 ostacoli cadetti. A chiudere il meeting alle 20,50 la 4% cadetti e cadette. 4 gare diverse per un'offerta promozionale molto interessante per i runner. Si chiama Fai Poker 10K più 21K e mette assieme 2 mezze maratone e 2 10 km. La partecipazione è discrezionale e non richiede la presenza a tutte le 4 gare, anche se gli organizzatori si augurano il contrario. Ad aprire il circuito sarà il 18 settembre la Maratonina di Udine. Il 16 ottobre seguirà la Corsa dei Castelli di Trieste, una classica di 10 km con l'incantevole scenario dei Castelli di Miramare e di San Giusto. Il 20 novembre toccherà alla LAS 10K Verona Marathon e il 27 novembre la mezza maratona Città di Palmanova chiuderà il cerchio. Chi vuole partecipare al poker di gare deve fare presto, perché l'offerta, 60 euro con pacco gara a ogni singola tappa, si chiuderà al raggiungimento dei 200 iscritti. Il 12 settembre, anche se le adesioni non raggiungeranno le 200 unità, sarà l'ultima data utile per perfezionare l'iscrizione. Ulteriori e più dettagliate informazioni gli interessati le troveranno nei prossimi giorni sui siti delle società organizzatrici dei 4 eventi. E con questo noi ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci a lunedì prossimo.